via sportelli di banche e uffici postali in tutto il nord-est. I carabinieri di Treviso arrestano 11 persone, una banda di giostrai che aveva base a Mareno di Piave. Indagini della polizia a Vicenza sulla terribile vicenda di una novantenne trovata sotto shock dai figli in casa. Sarebbe stata violentata da un conoscente. Palazzina a fuoco nella notte nel capoluogo berico, 70enne resta bloccato in un appartamento, salvato dai vigili del fuoco, è gravissimo, in ospedale per le ustioni riportate. Ucraina, incubo nucleare dopo l'assalto alla più grande centrale europea, in via di aggiornamento il piano nazionale di emergenza della protezione civile, l'assessore regionale Bottaccini, i rilevamenti non evidenziano presenza di radioattività. Turisti russi e dell'est, la guerra blocca il bacino di utenza più importante delle terme, Federalberghi stima perdita di 40 milioni, gli stessi andati in fumo durante la pandemia. Il cordoglio dei colleghi e dei vertici della questura di Padova per la morte dell'ispettore Leonardo Baido, vittima del tragico incidente ieri a Selvazzano. Nell'altopiano dei 7 comuni resta l'allerta per branchi di lupi vicini alle abitazioni. Da Gaglio la denuncia di un residente, così hanno divorato il mio cane. 100 anni fa la nascita di Pierpaolo Pasolini, Treviso celebra la ricorrenza con una mostra al Museo Salce dedicata ai manifesti dei film di un autore attualissimo. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 che si apre con la cronaca e con la maxi operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, 8 le ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 gli obblighi di dimora. I colpi avevano fruttato decine di migliaia di euro, 9 arresti nella Marca, 2 in provincia di Venezia. Sgominata una pericolosa banda di giostrai, la loro centrale operativa nel Trevigiano, a Mareno di Piave. La tecnica utilizzata è quella della marmotta, ordini rudimentali ma potentissimi, infilati nella fessura dei bancomat in modo da squarciarli velocemente, prelevarne il contenuto e poi darsi alla fuga. E questo a bordo di una berlina di grossa cilindrata, una Volkswagen Phaeton, diventata quasi un segno distintivo. Un copione che tra la fine del 2020 e per l'intero 2021 si è ripetuto più volte in tutto il nord-est, da Pordenone a Trento, in particolare nei territori di Venezia e Treviso. L'elenco dei colpi è lungo, da Valdobbiadene a Eraclea, Bibione, Quarto d'Altino, fino alla folle notte del 12 maggio 2021, quando blitz ed esplosioni si susseguirono da Semonzo di Borso del Grappa, Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia. Da allora le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, coordinati dalla procura, sono state serrate fino all'epilogo di questi giorni. 11 le persone, tutti cittadini italiani, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati. 9 i residenti nel Trevigiano, 3 in provincia di Venezia, come centrale operativa sia per la preparazione degli ordini che per la spartizione del bottino era un'abitazione con garage a Mareno di Piave. Ad agire un vero e proprio comando. C'era un'organizzazione assolutamente strutturata dove proprio il fatto di aver definito per ciascuno dei componenti il ruolo faceva sì che le azioni criminose si svolgessero in pochi minuti, in pochissimi minuti, quindi in modo tale da eludere l'intervento delle forze dell'ordine, allontanarsi in maniera velocissima dalle località, appunto dagli istituti di credito piuttosto che dagli uffici postali che venivano assaltati. Preciso l'identikit, così come il curriculum criminale. Parliamo di gente che non si tira indietro se c'è da delinquere, parliamo di giostrai. A comprovare l'attitudine a delinquere sono però anche altri particolari. Quando i carabinieri sono andati a cercarlo in casa sua sostanzialmente non c'è stata una difficoltà a reperirlo perché si era letteralmente nascosto sotto un cumulo di panni da lavare in una lavanderia, protetto ovviamente dai suoi congiunti, eccetera. I componenti della banda dovranno rispondere anche di riciclaggio e resistenza pubblico ufficiale. La loro auto infatti era una supercar del crimine dotata di disturbatori di frequenza ma anche estintori da azionare in caso di inseguimenti, come è successo una notte nel territorio del Coneglianese. Manovre pericolosissime che hanno messo in pericolo gli stessi militari che li avevano intercettati e seguiti. L'estintore rischia di creare un momento di non così visuale, per cui a quelle velocità perlomeno si rischia sicuramente ai fine fuoristrada di urtare qualcosa. Di uno sforzo investigativo importante parla il comandante provinciale Gianfilippo Magro. Il nostro territorio merita tutta l'attenzione possibile contro il crimine. Non ci fermiamo qui, le sue parole.
Un'orribile vicenda che arriva da Vicenza. Un'anziana sarebbe stata violentata, è stata trovata sotto shock dai figli in casa. Mezza nuda e sotto shock. L'avrebbero trovata così i figli. Trasportata in ospedale, i medici avrebbero riscontrato le evidenze di uno stupro. Vittima una novantenne. Il dramma si sarebbe consumato a Vicenza, nella zona di Cabalbi. Sarebbe ancora in corso la ricostruzione degli investigatori che starebbero mettendo insieme i tasselli di questa brutta storia. Il presunto aggressore, da quel che sembra, sarebbe un conoscente dell'anziana che, a dispetto dell'età, sarebbe ancora abbastanza attiva. Dopo aver bevuto qualcosa insieme in un bar, l'uomo avrebbe accompagnato la pensionata a casa per poi, secondo quanto emergerebbe, usarle violenza. Sulla presunta aggressione sarebbero in corso le indagini degli investigatori della questura. I detective starebbero verificando anche la presenza di telecamere nella zona. Una tragedia sfiorata e un uomo vivo per miracolo. Restiamo a Vicenza con una palazzina andata a fuoco all'interno di un appartamento. Un uomo resta bloccato ma viene salvato dai vigili del fuoco. Improvviso esplode l'inferno. Mancano 20 minuti alle 11 di sera. In via Giovanni da Pedemuro a Vicenza il buio viene squarciato dalle fiamme. Il secondo piano di una palazzina va a fuoco. I pompieri si precipitano a sirene spiegate con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 vigili del fuoco che entrano nell'appartamento dove il rogo sta divampando, protetti da autorespiratori. Il loro intervento è provvidenziale. Disteso a terra, privo di sensi, trovano un uomo e ustionato su gran parte del corpo. Viene portato fuori dall'appartamento e subito assistito dai medici del SUAM 118 che lo trasferiscono in ospedale. Le squadre dei pompieri intanto spengono l'incendio che sta bruciando principalmente il soggiorno dell'appartamento. I condomini evacuati, una volta eliminati i fumi dal vano scala, vengono fatti rientrare nelle loro case. Intanto, a causa dei danni di alcune pignatte del solaio nell'appartamento andato a fuoco, viene inibito l'uso della stanza corrispondente del piano sovrastante. Adesso le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la palazzina e l'appartamento da cui sono scaturite le fiamme. Il ferito è ricoverato nella rianimazione del San Bortolo in gravissime condizioni. Guerra in Ucraina e allarme nucleare dopo l'assalto alla più grande centrale europea. L'assessore regionale Bottaccin tranquillizza i cittadini, i rilevamenti non hanno evidenziato radioattività nell'aria e poi spiega come in Italia esista da anni un piano di protezione civile per l'emergenza nucleare. Lo stiamo dettagliando, ovviamente come tutti i piani sono in continua evoluzione, ma esiste da parecchi anni. L'Italia è dotata di un piano di emergenza nucleare. Oltre 250 pagine che definiscono le procedure operative, le modalità di comunicazione alla popolazione, le attività di monitoraggio in caso di emergenza nucleare. È il piano di protezione civile che individua 3 scenari, il livello di attenzione, il più basso, di preallarme e allarme. In questo momento ci troviamo al primo stadio, non c'è nessuna preoccupazione, tranquillizza l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, che poi spiega il perché del suo post pubblicato ieri sui social che aveva suscitato inquietudine tra i cittadini. Lo scopo non era quello di creare preoccupazione, ma quello anzi di dire: guardate che siamo organizzati, sappiamo perfettamente come affrontare questa questione. L'assessore Bottaccin entra poi nel merito di quanto accaduto l'altra notte con l'attacco alla più grande centrale nucleare europea. Si tratta di un impianto di seconda generazione con reattori a prova di artiglieria convenzionale, spiega l'assessore, che aggiunge come nell'assalto dell'altra notte non siano stati coinvolti proprio gli stessi reattori. Quella centrale non è come quella di Chernobyl, che era una centrale con reattore RBMK con acqua e grafite, mentre questa è di seconda generazione, più moderna, ad acqua pressurizzata, che prevede anche l'arresto automatico se va in crisi il sistema di raffreddamento. Nelle sedi di Verona e Belluno dell'ARPAV sono installate 2 centrali che monitorano ogni giorno dell'anno la radioattività nell'aria, ma anche costantemente vengono controllati acqua, suolo e cibi. Non è stato registrato nessun valore di emissione radioattiva. Nel caso durante gli scontri in Ucraina dovessero essere intaccati i reattori delle centrali nucleari, il piano è pronto con una serie di misure che coinvolgerebbero anche la popolazione a partire dalla fase acuta del passaggio della nube radioattiva. Anche semplicemente rimanere chiusi in casa con le porte e finestre chiuse riduce
enormemente la possibilità di contaminazione. Nelle oltre 250 pagine del piano di protezione civile rientrano anche le pillole allo iodio, di cui si discute molto in queste ore, da somministrare però con modalità ben precise. Vanno prese durante la fase appunto acuta e non ha senso cominciare a prendere pillole di iodio adesso, pensando che fra 10 giorni, 5 giorni, 8 giorni, un mese succeda questa cosa. Dopodiché è una delle azioni. E si moltiplicano le manifestazioni di pace in Ucraina, in tantissime hanno preso parte a quelle organizzate ai Giardini Parolini di Bassano. Questa manifestazione organizzata dalla comunità ucraina vede la partecipazione di tutti i comuni del nostro mandamento e dunque con forza dobbiamo dare il nostro segnale per dire assolutamente no ad una guerra assurda contro ad una nazione che sta combattendo per la propria indipendenza. In moltissimi si sono dati appuntamento ai Giardini Parolini di Bassano per una grande manifestazione per la pace contro l'invasione russa in Ucraina. A lanciare la mobilitazione la comunità ucraina sul territorio bassanese, a cui hanno risposto tutti i sindaci del comprensorio. Tutti i comuni sono disponibili alla loro accoglienza dei profughi se ne hanno bisogno e tutti i comuni si stanno attivando per raccogliere i beni di prima necessità da poi inviare alla Croce Rossa o alla Caritas che le provvederà a consegnarli a chi ne ha bisogno. Oltre 500 persone, adulti e più piccoli, sono partite ordinatamente in marcia dai Giardini Parolini lungo Viale delle Fosse per poi raggiungere Parco Ragazzi del 99 in un cammino silenzioso al grido di gloria all'Ucraina. Questa invasione non ha senso, questa guerra che sta colpendo soprattutto i civili, donne e bambini che non hanno assolutamente nessuna colpa, deve assolutamente finire. Quindi è un dovere delle istituzioni essere presenti, essere a fianco alla comunità ucraina e speriamo veramente che questa guerra finisca quanto prima. Abbiamo tantissime aziende che lavorano con la Russia, abbiamo tantissime aziende che importano anche materie prime dall'Ucraina e sicuramente questa situazione non è solamente un danno a livello di Russia piuttosto che a livello di Ucraina, ma è veramente un qualcosa che poi a livello economico pagheremo tutti quanti. Per oggi la priorità è che questo conflitto finisca quanto prima. 40 milioni di euro all'anno è l'impressionante perdita stimata dagli albergatori di Abano e Montegrotto per l'assenza di turisti russi e dell'est Europa. Un'assenza iniziata nel febbraio 2020 a causa del Covid e che proseguirà per colpa della guerra. Il mercato di lingua russa, comunque il mercato dell'est sul nostro territorio pesa per un 10%, soprattutto per gli alberghi di Abano, ripeto, quelli a 4-5 stelle, considerando poi che la clientela russa è una clientela che ha una propensione alla spesa molto elevata rispetto alla media. Quanto può essere questo 10% in euro? Ma in euro ormai si parla che grosso modo sono circa 40 milioni di euro in un anno che sono stati persi per questi 2 anni di pandemia e che continueranno a non essere conteggiati per il prossimo futuro. Assenti dalle terme padovane dal febbraio 2020 causa pandemia, bloccati alle frontiere perché il loro vaccino non era riconosciuto dall'EMA e ora fermati in patria dalla guerra. I turisti russi e dell'est Europa mancano dalle terme euganee da oltre 2 anni e lo saranno di certo per ancora molto tempo, rileva il presidente degli albergatori. Si dovrà tornare ad altre presenze, ad altri mercati. Per riallacciare quei rapporti storici che ci hanno resi grandi con la Germania in primis, con l'Austria, con la Svizzera e con la Francia. Quindi purtroppo subiremo le conseguenze negative di questa guerra anche in termini di presenze del turismo russo che già viveva grandi difficoltà. C'è un altro settore in forte crisi, è quello degli autotrasportatori, con il prezzo del carburante aumentato anche del 40% rispetto allo scorso anno. Caro carburanti, una situazione che sta mettendo in ginocchio tutto il settore dei trasporti e le cose pare siano destinate a peggiorare, come conferma al nostro microfono il presidente del CTM, il Consorzio Trasportatori Montegrappa di Cartigliano. Un 30-35, adesso prevediamo anche il 40% dei costi solo del gasolio, è una bella botta. Noi facciamo forniture da circa 10.000 euro alla volta
Siamo a 14. Come riuscite ad andare avanti a sopportare questa situazione? Per ora pensiamo di fare degli aumenti che non saranno fatti chiaramente a caso, li valutiamo, cerchiamo di non incidere troppo sui costi anche dei nostri fornitori e clienti, però non è semplice da calcolare. Aumenteremo, c'è poco da fare perché finché ce la facciamo teniamo botta e poi siamo costretti, se vogliamo vivere e portarci a casa la paga a fine mese siamo costretti, altrimenti chiudiamo. Il consorzio è attivo dal 1976 con copertura nazionale. Monti è molto preoccupato soprattutto per il futuro dei dipendenti della società. Una cosa così non era mai successa, cioè proprio così pesante. Aumenti tutti gli anni li abbiamo, però li abbiamo sempre sopportati abbastanza bene. Adesso è un po' più un problema. Noi siamo una trentina fra soci e collaboratori, però abbiamo dopo il personale dipendente, qua dentro mangiano 50 famiglie, quindi è una preoccupazione anche per loro, se non per noi stessi. Che idea vi siete fatti voi di questi aumenti che sono arrivati praticamente all'improvviso? In maniera così forte? Questo è proprio un bel dubbio, perché non riusciamo a capire se è solo una speculazione da parte delle compagnie petrolifere oppure se c'è qualcos'altro in mezzo, perché proprio così tutto in un momento, da settembre fino adesso, un 40% ci sembra eccessivo. Siamo alla cronaca, lavoro in nero nelle campagne padovane, lo hanno scoperto a Codevigo i carabinieri della locale caserma con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro. Denunciato un imprenditore agricolo, quarantenne del posto, per aver impiegato 2 lavoratori di origini marocchine irregolari e per averne occupati in nero altri 4. Denunciato un 53enne marocchino, titolare di un'azienda di intermediazione di lavoro agricolo, per aver assunto un connazionale sprovvisto di permesso di soggiorno e 2 lavoratori, un marocchino e un ghanese in nero. I carabinieri hanno emesso ai danni dei 2 sanzioni amministrative per un totale di 59.000 euro e recuperato circa 58.000 euro tra oneri contributivi e imponibile fiscale. Il cordoglio dei colleghi e dei vertici della questura di Padova per la morte dell'ispettore Leonardo Baido, vittima del tragico incidente ieri a Selvazzano Dentro. La comunità dei poliziotti di Padova è triste in queste giornate. Abbiamo perso un fratello, abbiamo perso veramente una parte importante della nostra collettività, sia sotto il profilo umano che sotto il profilo professionale. 41 anni, originario di Arsego di San Giorgio delle Pertiche nel Padovano, l'ispettore di polizia Leonardo Baido godeva di grande stima per la generosità con la quale affrontava il suo non facile lavoro. Venerdì mattina era in questura, faceva parte dell'antidroga, quando ha chiesto di rientrare a casa perché non stava bene. Potrebbe essere stato un malore a fargli perdere il controllo della sua 500 Abarth d'epoca e finire contro un SUV che sulla direttissima per Selvazzano proveniva in senso contrario. Figlio di un poliziotto, oggi in pensione, appena arruolato, chiese di essere assegnato alle volanti della questura di Palermo. Poi il rientro a casa. Certo, era una delle punte di diamante della squadra mobile nel contrasto allo spaccio di stupefacenti su strada e in questo ha un po' ripercorso le orme del padre, che si era occupato per la gran parte della sua carriera della stessa cosa. Il dottor Marco Calì, che per molti anni ha diretto la squadra mobile padovana, lo ha avuto in organico per 11 anni. Un ragazzo d'oro, il più giovane della sezione narcotici, ci ha detto, appassionato del suo lavoro. Lo ricordo con affetto e ora con tanto dolore. I funerali di Leonardo Baido non sono ancora stati fissati. Potrebbero essere celebrati nella chiesa di Arsego, località dove risiedono i genitori e il fratello. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, i lupi tornano in azione a Gaglio sull'altopiano e ancora una volta a farne le spese è un animale domestico. La primavera si avvicina e i branchi di lupi che stazionano ormai da tempo sull'altopiano dei 7 comuni vanno alla ricerca di cibo nei paesi e nei pressi delle case. A volte riescono a trovare qualche avanzo,
Altre volte a pagare il prezzo della fame dei predatori sono gli animali domestici. Ecco un video che arriva da Gaglio e che mostra l'ennesima predazione di un cane. 5 marzo 2022, davanti alla casara, proprio davanti al piazzale, i lupi questa notte, proprio vicino all'entrata, hanno preso il mio cane, me l'hanno ucciso, me l'hanno trascinato giù per la valletta, quindi lo hanno proprio dissanguato, si è proprio dissanguato, me l'hanno trascinato ancora, e qui un po' più avanti me l'hanno sbranato. Ecco qui il mio cane sbranato. Abbiamo i lupi che ci entrano dentro casa ormai e nessuno fa più niente, nessuno fa qualcosa. Grazie infinite. Si è spento questa mattina nella sua abitazione in Vaticano il cardinale vicentino Agostino Cacciavillan. Aveva 95 anni, presidente emerito dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Era nato il 14 agosto 1926 a Novale di Valdagno in una famiglia numerosa. Ordinato sacerdote nel 1949, fu nominato cardinale da Giovanni Paolo II nel 2001. Con la scomparsa di Cacciavillan il collegio cardinalizio risulta composto da 212 cardinali, di cui 119 elettori e 93 non elettori. Elezioni comunali di primavera a Padova. Dopo 4 candidati uomini si è presentata la prima donna in corsa per la poltrona di sindaco. Francesca Gislon, avvocato, si candida a sindaca di Padova. È sostenuta dal gruppo Orizzonti, ideato e capeggiato da Marco Carrai, ex assessore comunale ed ex marito della Gislon. Attiva nel volontariato come presidente del Centro Veneto Progetti Donna, è consapevole di affrontare un'avventura, ma dice possiamo farcela. Perché abbiamo impiegato questi anni in un progetto di ascolto della città e di elaborazione di quelli che sono i nostri progetti, le nostre idee, e quindi ritengo che sia corretto portarli avanti. Il direttivo insieme ha preso questa decisione. Alle comunali del 2017 il gruppo Orizzonti sostenne la candidatura di Arturo Lorenzoni. Alle prossime correrà da solo con candidata la Gislon. Con quale programma? È un programma incentrato, guardate, sulle persone, su una politica di intervento mirato, concreto, anche sulla base della mia esperienza in tutti questi anni, sulla tematica della violenza contro le donne, perché è una tematica che non si esaurisce all'interno di una famiglia, che è presente in moltissime famiglie e che crea poi dei portati sociali che noi dobbiamo affrontare, e in questo intendo anche una formazione perché non succedano certe cose. Poi c'è il nostro cavallo di battaglia di alcuni dei miei colleghi consiglieri, che è l'innovazione e l'inclusione, che comunque è una cosa bellissima, e poi per noi un altro punto importante è quello dei rapporti con l'università, di un implemento di questi rapporti di iniziative rivolte soprattutto ai ragazzi. Un'attenzione particolare alle persone e ai problemi sociali, urgenti e futuri. Quindi una politica mirata per le esigenze di questo periodo storico che stiamo vivendo, ma anche con una prospettiva futura, perché secondo me questo è il compito di un'amministrazione anche comunale. Sani in Veneto, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale per i lavoratori dell'artigianato ha presentato una nuova tutela sulla non autosufficienza, un problema questo che coinvolge molte famiglie con importanti conseguenze emotive ma anche economiche. Con questa nuova tutela il Fondo intende preservare la qualità della vita, consentendo l'accesso alle cure professionali in piena autonomia e senza gravare sui propri familiari. Voltiamo pagina, andiamo a Treviso al Museo Salce, nella sede di San Gaetano, omaggio a Pierpaolo Pasolini nei 100 anni dalla nascita, in mostra i manifesti dei suoi film. In stretto dialogo con la mostra in corso a Santa Margherita, dedicata a Renato Casaro, l'ultimo cartellonista del cinema, il Museo Salce celebra nella chiesa di San Gaetano, per la prima volta sede espositiva, i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, e lo fa esponendo i manifesti per il cinema del regista e scrittore di Casarsa, che con la sua famiglia aveva vissuto per diversi periodi anche a Conegliano. Siamo partiti ovviamente dal centenario di Pierpaolo Pasolini, della sua nascita, che è quest'oggi, e l'intento è proprio quello del Museo Nazionale Collezione Salce di ricordare questa figura così importante per la nostra storia, e dall'altra parte di
creare anche questo suggestivo dialogo con questo spazio, la chiesa di San Gaetano, che è una perfetta cornice per esporre questo nucleo di 21 locandine originali che provengono dalla Cineteca del Friuli di Gemona, e quest'opera che è stata realizzata per l'occasione da parte del maestro Renato Casaro. I manifesti provengono dalla Cineteca di Gemona del Friuli, una delle 5 più importanti d'Italia. Che originariamente erano conservati a Venezia presso il fondo da campo, che adesso è a Gemona. Una selezione bella e che fa la sua bella figura, piccolina ma bella. A Cattone, Mamma Roma, il Vangelo secondo Matteo, Salò, in mostra fino al 3 luglio locandine che costituiscono delle opere a loro volta strettamente legate alla storia e alla società italiane. È veramente un artista poliedrico come gli artisti erano poi nel passato, quindi lui è assolutamente contemporaneo, è stato profetico, ma ha questa forza appunto di grande collegamento con la storia e con l'arte del passato. Prima di salutarci vi ricordo che dal 10 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali che vi ricordo: 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Telenord-Est. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile, ma un impulso freddo sarà responsabile di un clima un po' più fresco nel weekend. Vediamo il dettaglio di domenica 6 marzo. Sul Veneto tempo buono e asciutto, con cielo sereno o velato, possibili annuvolamenti sulle prealpi occidentali fino al primo mattino, ma senza conseguenze degne di nota. Bora moderata sulla costa, a tratti anche in pianura. Temperature minime in calo, torneranno sotto zero ovunque, massime stazionarie sugli 8-9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo tanto sole su tutti i settori della nostra regione, vedete il cielo sarà limpido o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui non sono attese piogge, sarà infatti soleggiato solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno a -2-0 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.